Gli appuntamenti di venerdì 14 novembre. Saluti da Recco, un viaggio tra chiese e santuari a una mostra di cartoline e fotografie antiche dalla raccolta di Carlo Guglieri nella sala Franco Lavoratore di Recco e si visita dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18. Oltre i muri, promozione della lettura e animazione per le piazze e vie di Lavagna dalle 9:45 in piazza Ravenna. All'Auditorium San Francesco di Chiavari c'è il Salone dello Studente del Tigullio, dalle 15 alle 19, tutte le scuole superiori e gli enti di formazione del Tigullio saranno presenti con docenti e studenti pronti a illustrare la loro offerta formativa. È aperta al pubblico la mostra fotografica Attraversamenti di Federico Garibaldi a cura di Denis Curti al Museo di Palazzo Ravaschieri a Chiavari. L'esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Il Consorzio delle Arti Marinari di Santa Margherita Ligure propone il primo trofeo Città di Santa Margherita, un concorso di modellismo navale statico. Alle 16 l'inaugurazione della mostra. Per i corsi di cultura di Chiavari c'è la lezione su arte ligure del Novecento. Il professor Gianluca Lizza parla di Silvio Cassinelli, Lo sguardo, il volto e il paesaggio, alle 16:15 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari. All'Abbazia di San Matteo di Genova c'è la presentazione dell'esortazione apostolica di Lexite a cura di Monsignor Marino Poggi, l'inizio alle 17. Nell'ambito dei venerdì a Paxo de Accompagna a Palazzo Ducale di Genova c'è la presentazione del libro di Pierluigi Gardella, Storie di nomi, da Arenzano a Zoagli, l'inizio alle 17. A Palazzo Fasci di Seste Levante Giacomo Conti presenta il suo libro Il tempo rubato, l'evento è promosso dall'Ampi locale, l'inizio alle 17:30. Alla Società Economica di Chiavari c'è l'incontro Le prigioni invisibili, mafie e sette, strategie di manipolazione, dinamiche di potere, storie vere. È organizzato in collaborazione con il CESAP, Centro Studi Abusi Psicologici, l'inizio alle 18. Al Circolo Sant'Andrea di Rovereto a Chiavari Marcello Sanguinetti racconta storie legate a pareti di ghiaccio e roccia con immagini e aneddoti. Alle 20:30 Vagabondo della Verticale. All'Auditorium GB Campodonico di Lavagna c'è la presentazione del corso gratuito organizzato dalla Croce Verde Chiavarese, Oltre l'emergenza, un viaggio tra emergenza, relazione e nutrizione, l'inizio alle 20:30. Al bar La Rosa dei Venti di Rapallo c'è la presentazione del libro di Luca Serafini, 125 top goal del Milan, appuntamento alle 20:45. Il libro Fausto, il mio copy di Luciana Rota sarà presentato nella sala Franco Lavoratori di Recco, l'inizio alle 21. Al Teatro Garage di Genova va in scena After Koscia, il gabbiano di Chekhov 20 anni dopo di Livia Castiglioni, l'inizio alle 21.